Terminiamo con Giuseppe Piccoli. Nasce a Roma nel 1935 da padre friulano, per la precisione di Coseano. Emigra da San Daniele nel 1948 con la famiglia per raggiungere il padre, minatore a Marcinelle, emigrato nel 1946. Intensissima è la sua partecipazione a movimenti e associazioni. Inizia nel 1949, per poi passare al 1958 fino al 60 come segretario del circolo ACLI di Mons-sur-Marchienne, dal 60 al 63 delegato nazionale del Benelux della gioventù aclista, dal 63 al 69 presidente provinciale delle ACLI di Charleroi, dal 69 al 72 presidente delle ACLI del Benelux, dal 72 a oggi consigliere regionali delle ACLI, dal 77 a oggi coordinatore delle RAPLE, per 3 mandati quale presidente del Comites di Charleroi e 2 mandati quale membro della CGIE. Tra le onorificenze possiamo annoverare la medaglia d'oro dell'Ordine della Corona, la Palma d'Oro dell'Ordine della Corona e il Grande Ufficiale al Merito della Repubblica. La motivazione è la seguente: per avere preservato le proprie radici, promosso l'Italia e il Friuli Venezia Giulia e divulgato le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati italiani in Belgio, in specie dei minatori, nonché per avere promosso un'ampia informazione sul disastro di Marcinelle, la formazione dei lavoratori a tutela dei loro diritti e il dialogo a livello locale e internazionale, ed infine per il suo spirito di servizio proteso ad aiutare sempre.